Il SARD di Portogruaro apre nuovi ambulatori in via Zappetti, a ridosso dell'ospedale, dedicati in particolare agli utenti più giovani che devono effettuare attività psicosociali. Le dipendenze comportamentali o da sostanze sono un fenomeno complesso e delicato che comprende diverse tipologie e soprattutto potenzialmente non risparmia nessuno. L'emergenza più recente è quella del gaming, che coinvolge veramente ragazzini molto giovani e anche infra 14 anni, per i quali insomma ci sarà bisogno di sviluppare un'attività più integrata con i colleghi dell'infantile. Se fino a ieri i fenomeni di ludopatia apparivano prerogativa degli adulti, l'arrivo e l'espandersi di una tecnologia diffusa e a portata di mano ha dimostrato come la dipendenza da videogiochi possa costituire un serio problema. Parte può essere indotto, nel senso di causato, diciamo, da un uso improprio delle nuove tecnologie, in parte è la forma attuale di espressione di situazioni di sofferenza, di disagio. In questa sede opereranno con vari orari e turnazioni 3 psicologhe, 3 educatori professionali, 2 assistenti sociali e 2 psichiatri. Verranno inoltre svolte terapie di gruppo, attività con gruppi psicoeducativi e riunioni di equip. Soprattutto con l'utenza giovane che ha magari un po' più di diffidenza nell'avvicinarsi ai servizi territoriali, nello specifico all'area delle dipendenze, il comfort, la logistica, la collocazione degli spazi hanno un ruolo importante. Sul fronte dipendenza, il numero complessivo dei pazienti trattati nel 2021 all'US 4 sono stati 1200.